Bentrovati con l'informazione flash di News Sicilia. A Catania operazione antimafia della polizia nei controlli di soggetti ritenuti affiliati all'associazione Cursoti Milanesi. Il direttore centrale anticrimine Francesco Messina ha sottolineato che le indagini condotte contro il gruppo mafioso catanese evidenziano il coinvolgimento dei presunti appartenenti nella gestione di piazze di spaccio e in particolare nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria centrale, dove veniva spacciata cocaina e marijuana con introiti di circa 50.000 euro al mese. I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato 5 persone coinvolte nella rissa che il 25 novembre scorso è culminata con l'uccisione a coltellate di Marcello Tortorici di 51 anni. Le indagini dei carabinieri continuano per acquisire ulteriori elementi, ma pare sia confermato il movente sentimentale. 5 salme dei migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere Lampedusa sono arrivate al molo di Porto Empedocle. C'è anche la bara bianca del neonato di 20 giorni originario della Costa d'Avorio trovato morto lo scorso 10 novembre. Una tristezza infinita, ha commentato il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza. E ricorderete la rapina al furgone di tabacchi in via Simone Gulli a Palermo. La polizia ha ricostruito la dinamica e incastrato i responsabili. Le sigarette rubate avrebbero fruttato sul mercato nero 10.000 euro. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.